La notizia sicuramente è che nel faccia a faccia della CIA con i parlamentari padovani di parlamentari ce ne fossero solamente due e che nel tavolo non erano sedute le altre sigle, la Confagricoltura e la Coldiretti. Non basta agli allevatori della CIA aver ottenuto in anticipo l'assegnazione delle quote latte da parte dell'Unione Europea. Vogliono invece precise modifiche sul decreto sulle quote latte firmato dal ministro Zaia e in particolare 500 milioni di euro da destinare al settore primario per la modernizzazione delle aziende agricole. E soprattutto vogliono equità nei confronti di chi in questi anni ha sempre pagato. Le quote latte sono una vicenda che spiega bene purtroppo le disattenzioni del governo e la tendenza a favorire i furbi e non coloro che invece appunto hanno correttamente rispettato le regole in passato. Noi abbiamo come UDC presentato già tutta una serie di emendamenti proprio per modificare il decreto che il ministro Zaia ha fatto, che secondo noi non è corretto perché va a penalizzare migliaia e migliaia, decine, centinaia di migliaia di agricoltori che in questi anni hanno seguito un percorso di legalità, di correttezza e di interventi anche attraverso le associazioni di categoria, qualche altro che ha aspettato, che bisogna dargli una mano, che su questo niente di strano, però deve passare attraverso i percorsi normali come tutti gli altri. Primo, che questo decreto legge rispetti tutti quei produttori che hanno rispettato la legge e quindi sono stati nella legalità, sacrificando lo sviluppo aziendale per acquistare le quote, si è rimpinguato il fondo di solidarietà e quindi di sviluppo per queste aziende come aveva promesso il ministro di 500 milioni di euro e soprattutto che questo decreto metta una pietra tombale sul passato e delinei le linee di sviluppo future per il settore della vacca da latte. Se il 2 marzo gli allevatori della CIA protesteranno con i loro trattori davanti alle residenze di Bossi e Berlusconi ad Arco e Reggio Emilia, sono pronti a manifestazioni eclatanti anche nella provincia di Padova, che produce in media 2 milioni di quintali di latte all'anno contro i 10 milioni del Veneto. In totale le aziende agricole padovane sono 1000 per un fatturato di 75 milioni di euro, decisamente di meno di 3 anni fa, quando erano 2500 per un fatturato di 90 milioni di euro. Di qui l'importanza di cercare l'unione con le altre sigle, Confagricoltura e Coldiretti, per portare avanti le esigenze della categoria, che sta soffrendo gli effetti di una crisi